strategico. Mi viene da usare il termine strategico e vorrei tanto che i nostri dirigenti nazionali capissero questo, che lo snodo, il trasporto delle merci dai porti, dagli interporti è strategico per il futuro del Paese. Si è previsto a livello UE un aumento del 40% del traffico merci nei prossimi 10 anni. Chi lo farà? Lo faranno i paesi dell'est, lo faranno committenti che assumono in maniera poco ortodossa, diciamo, persone proprio sull'orlo della fame, vorrei dire, del bisogno, o lo faranno i nostri artigiani in modo consapevole, in modo capace, come da tanti e tanti anni sanno fare. Tutto sta nella volontà politica, nella volontà dei committenti di riconoscere questo lavoro, questo duro lavoro che è l'autotrasporto, soprattutto il trasporto container. Quindi strategico, ripeto, e bisogna che la controparte sia chiara. So che non possiamo parlare di aumento di tariffe perché altrimenti sarebbero configurate come aiuti di Stato, però si possono cambiare le regole. E noi dobbiamo permettere che il nostro trasportatore artigiano riesca a caricare, riesca a fare il suo lavoro nel minor tempo possibile con i minor costi, in maniera che lui possa stare dentro quei costi minimi che sono doverosi perché l'autotrasporto generale e soprattutto il container sia un trasporto sano, non fatto da disperati. Giusto giorni fa vedevo dei colleghi dell'Est Europa, ungheresi, bulgari soprattutto, che vivono nel camion, vivono nella cabina. Sono arrivato a vedere che hanno il fornelletto dentro la cabina e cuociono nel padellino dentro la cabina che può prendere fuoco tutto, insomma, cioè siamo veramente alla miseria, insomma, allo sfruttamento in maniera poco etica, anzi senza nessuna etica.